Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, buon sabato a tutti. Non si è spenta ancora l'eco delle manifestazioni e dei cortei pro-pale per la flottiglia che ieri hanno interessato tutto il Veneto, decine di migliaia di persone in corteo, blocchi e anche disagi. Fra poco torneremo a parlare di quanto accaduto ieri in tutto il Veneto. Prima però c'è la cronaca ci porta tra il vicentino, il veneziano in realtà, e il bresciano. Una donna di 44 anni, di origini sinti, uccisa con 3 colpi di pistola durante un feroce litigio, litigio riguardo alla figlia. È successo nel bresciano, in un campo nomadi della zona di Desenzano del Garda, e adesso si teme una faida violenta tra Lombardia e Veneto. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori da Camponogara. Buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui a Camponogara, insieme a me c'è la vice sindaca del comune di Camponogara, Vania Trollesi. Adesso ne parleremo subito, prima però vi voglio sintetizzare che cosa è successo aggiungendo informazioni a quelle che hai poco fa dato tu. È morta questa donna, Dolores Dori, di 44 anni, perché cercava di andare a recuperare la figlia che era fuggita. In realtà lo faceva già da tempo, per stare insieme a una persona che però fa parte di un altro gruppo nomade di origine sinti, e la sua famiglia non voleva questa unione, questo matrimonio non doveva assolutamente avvenire. Quindi la madre è andata lì per cercare di recuperare la figlia, si è recata insieme al marito e all'altro figlio. Una volta scesa per far tornare a casa la figlia, però le hanno sparato 3 colpi all'addome. A quel punto il marito e il figlio, si presume, ma insomma sembra ormai certo, l'hanno portata all'ospedale di Desenzano, ma l'hanno lasciata lì perché non volevano farsi trovare, altrimenti poi sarebbero a loro volta stati coinvolti e chiamati dai carabinieri, che stanno appunto indagando. Anche noi stiamo cercando di rimanere in contatto con loro, con i carabinieri del comando di Brescia, per cercare di capire gli sviluppi della vicenda, che avremo penso nel corso delle prossime ore. Bene, però poi il marito ha scritto un post, pensate, su Facebook, dicendo: ridatemi mia figlia, altrimenti ci sarà altro sangue. E quindi è proprio da qui che parte il timore che si possa scatenare una guerra tra faide tra questi 2 gruppi, e che quindi possa esserci dell'altro sangue. Ed ecco perché siamo qui insieme anche alla vice sindaco di Camponogara, visto che la ragazza insomma viveva, ha risieduto insomma anche qui, risiedeva a Camponogara. Diciamo, da qui vuole partire proprio un appello alla non violenza, un appello a calmare gli animi. Sì, allora io non sono a conoscenza di tutti i fatti e so che c'è un'indagine in corso, quindi non mi permetterò di dire cose. Semplicemente mi sento di dire che come comunità siamo addolorati per la perdita di una donna, di una mamma che ha figli anche minori, e che quindi viene a mancare una figura genitoriale. Siamo come comunità sempre stati vicini alla famiglia in questi anni per aiutare, e quindi saremo al loro fianco per quanto ne avranno bisogno, per come è possibile. Però l'appello che mi sento di fare, sentendo anche il racconto della giornalista qui presente, è che violenza porta violenza, e quindi cerchiamo di rivolgerci alle autorità competenti per chiedere che sia chiarito prima possibile quanto è accaduto. C'è una famiglia, ci sono dei bambini minorenni che vanno tutelati, e quindi mi auguro che ci sia questo come primo pensiero. Fermiamo le faide, fermiamo la violenza, qualsiasi cosa sia in atto adesso, e rivolgiamoci a chi può aiutarci a risolvere, anche perché il sangue è già stato versato, e evitiamo che ne sia versato altro. Ecco, qui a Camponogara non è mai successo nulla collegato a episodi simili o che vedeva coinvolte queste famiglie, almeno insomma che voi sappiate? No, che io sappia, che noi sappiamo, non è mai accaduto nulla.
sono cittadini di Camponogara, personalmente non li conosco, ma i figli vengono a scuola nelle nostre scuole e quindi non è mai accaduto nulla di tutto ciò, insomma, nulla di violento e nulla di così efferato. Bene, allora questo è quanto. Noi appunto continuiamo a seguire la vicenda per capire gli ulteriori sviluppi, anche se insomma saranno trovati i responsabili di questo gesto, di questo omicidio, chi ha sparato, e dunque lo seguiremo e lo renderemo noto anche nelle prossime ore, anche nel corso dei nostri telegiornali. Ringrazio ancora la vice sindaca Trolese, vice sindaca di Camponogara, e restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e alla vice sindaca. Ancora la cronaca con la tragedia di Bovolenta. Ieri sera una tragedia della strada, l'ennesima, ha perso la vita un 53enne. Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro il muro di cinta di un'abitazione, ma non c'è stato nulla da fare per Massimo Graziana, 53enne, morto ieri sera in un incidente stradale in via Navegauro, la strada provinciale che collega Bovolenta ad Arzercavalli. L'incidente verso le 18 di ieri, sul posto i soccorsi del SUEM. Il 53enne è stato portato in ospedale a Piove di Sacco, dove è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno eseguito i rilievi. Da una prima ricostruzione si esclude il coinvolgimento di altri veicoli. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo, avrebbe perso il controllo dello scooter all'improvviso, finendo contro il muro. Ieri mattina la messa per ricordare a Mestre le vittime della strage del bus di Mestre 22, le croci di quella terribile vicenda. C'era anche il patriarca di Venezia. È stato un momento difficile, è stato un momento in cui l'uomo ha toccato con mano che cos'è la precarietà. E ricordiamo tutti le luci, le sirene, ma soprattutto di quella sera quei 22 lenzuoli, soprattutto di quei lenzuoli, quelli più piccoli, che contenevano purtroppo alcuni bambini. La sera del 3 ottobre 2023 l'autobus precipitato dal cavalcavia a Mestre ha portato improvvisamente Venezia e Mestre, ma anche l'intera nazione, a vivere una delle pagine più drammatiche, almeno della sua storia recente. 2 anni dopo, la città non ha certo dimenticato le vittime, 22 morti e 15 feriti, tra questi il conducente dell'autobus precipitato nel vuoto, l'italiano Alberto Rizzotto di Conegliano, e 21 passeggeri a bordo dell'autobus nella parrocchia del Sacro Cuore di Mestre, nel cui territorio si è concretizzata questa immane tragedia. C'è stato un significativo momento di preghiera guidato dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, alla presenza tra gli altri del sindaco di Venezia Brugnaro e di quello di Vazzoga Alessandro Bait. Il momento di preghiera è stato voluto dall'amministrazione comunale insieme al Patriarcato di Venezia e grazie anche alla disponibilità del parroco del Sacro Cuore, Don Fabio Mattiuzzi. Vedere intanto il sindaco che mi ha chiamato pochi minuti dopo l'avvenimento, ma anche tutti i vertici, diciamo, istituzionali che sono arrivati, ecco, a dare il loro contributo. Alla preghiera si sono uniti questore, prefetto, comandante della polizia locale, vigili del fuoco, marina militare, Rustre Serenissima e numerosi assessori, autorità civili e militari. Sotto il cavalcavia Rizzardi, luogo della tragedia, è stato poi deposto un mazzo di fiori. E questo dunque la tragedia del bus di Mestre. Ancora Lorenzo Maier, ma stavolta da Venezia per un altro dramma che si è consumato questa mattina all'alba in Canal Grande. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Sì, un dramma in uno dei luoghi iconici della città, il Canal Grande. Siamo di fronte alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, quando questa mattina tra le 4:30 e le 5 un passante ha notato quello che aveva tutti i crismi per essere il corpo, comunque un corpo galleggiante. Ha avvertito immediatamente i soccorritori che si sono precipitati sul posto e purtroppo le prime indicazioni si sono confermate reali. Si trattava del corpo di un uomo ormai senza vita di 33 anni che poi successivamente è stato identificato, originario di Firenze. I soccorritori, dopo aver ripescato
il corpo, hanno anche cercato di applicare, di praticare le manovre di rianimazione, ma tutto è stato inutile. Il decesso risaliva a qualche ora prima, presumibilmente. È giallo, è mistero, non si sa ancora questa tragedia, da cosa possa essere, questa caduta, da cosa possa essere stata provocata. Certamente non ci sono segni di violenza sul corpo, per cui la salma dal magistrato di turno è già stata messa a disposizione dei familiari per le esequie e le procedure burocratiche di rito. Si tratta di appunto un uomo, non è chiaro come questa persona possa essere caduta, scivolata, se possa essere stato un incidente, una banale caduta o quant'altro. Sicuramente il decesso risaliva alle ore precedenti, per cui ogni tentativo anche di rianimazione è stato inutile, e sicuramente Venezia si è risvegliata con una tragedia. Nelle prossime ore probabilmente, sentendo i familiari, sentendo magari qualche testimone, si potrà capire meglio la cosa. Certamente l'ora, quell'ora tra le 4:30 e le 5, la zona era ovviamente semideserta, non c'era passaggio, e quindi tutto si è consumato nel silenzio, nel senso che se si è trattato di una caduta accidentale, non è stato possibile purtroppo soccorrere l'uomo, proprio perché una zona che solitamente di giorno è transitata e attraversata da migliaia e migliaia di persone, tra turisti, pendolari, tutti coloro che vivono la città ogni giorno. Ieri ovviamente tra le 4:30 e le 5 l'area era semideserta, per cui tutto si è consumato nel silenzio, e oggi Venezia si è risvegliata con questa triste notizia. Grazie davvero a Lorenzo Maier. Questa sera tutti gli aggiornamenti nel nostro telegiornale. Lasciamo Venezia e andiamo a Treviso, meglio alla Marca trevigiana, dove continuano i raid, i furti, le spaccate. A San Liberale, proprio a Treviso, 2 notti fa i banditi hanno usato un'auto come ariete per sfondare la vetrata di una farmacia. Hanno agito nella notte, nel mirino dei malviventi, la farmacia di San Liberale. Un boato, la vetrata andata in frantumi, un'auto utilizzata come ariete lanciata in retromarcia contro il portone d'ingresso. Poi i malviventi hanno fatto irruzione nel locale, mettendo a soqquadro tutto e distruggendo la cassetta di sicurezza. I banditi, 4 in totale, tutti con il volto travisato, hanno portato via l'incasso, circa 5.000 euro in contanti. Sarebbero stati presi anche alcuni farmaci, ma su questa circostanza sono in corso accertamenti. Un colpo velocissimo in una manciata di minuti. Poi sono fuggiti prima che sul posto arrivassero le volanti della questura, allertate dal sistema di allarme. Una banda ben organizzata. Il colpo nella notte intorno alle 3:30. Sul posto per gli accertamenti e le indagini gli agenti della polizia scientifica e gli uomini della squadra mobile. Sono stati visionati e già acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della farmacia. Nei video sono stati immortalate tutte le fasi del colpo e 4 malviventi che hanno agito con freddezza e in pochissimo tempo. Ora la polizia ha fatto scattare le indagini per dare un volto ed un nome ai componenti della banda. Questa mattina la gente incredula si è avvicinata alla farmacia che, nonostante il colpo, ha aperto regolarmente per garantire il servizio alla cittadinanza. L'ennesimo furto ai danni di una farmacia, questa volta nella notte, approfittando del buio. Ai danni di una farmacia e poi ai danni anche di una edicola tabaccheria di San Biagio di Callalta. Hanno utilizzato un tombino in ghisa per sfondare il vetro della porta e sono entrati nell'edicola tabaccheria in via Postumia, nel centro di San Biagio di Callalta. Erano in 3 mascherati con passamontagna. Mentre uno faceva il palo all'esterno, gli altri 2 sono entrati nel negozio ed hanno arraffato tutto quello che hanno trovato. Il denaro contenuto nella cassa con il ricavato della giornata, valori bollati, tutte le sigarette. Il colpo circa alle 4 del mattino. A lanciare l'allarme sono stati i condomini residenti sopra la tabaccheria.
tabaccheria svegliati di soprassalto dal botto. I ladri hanno agito molto rapidamente gettando la refurtiva dentro un sacco e sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza del negozio. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini. Ladri sicuramente spregiudicati, visto che il negozio è proprio nella piazza del paese, a fianco della chiesa, di fronte al comune e soprattutto a pochi passi dalle caserme dei carabinieri e della polizia locale. Un colpo a poche ore di distanza dal furto del portafogli ad un'anziana raggirata nel parcheggio del supermercato poco distante, che allarma i residenti. Sì, tutti e due concentrati nella giornata di ieri. Anch'io ho un negozio comunque e ho sempre un po' di timore. Speriamo che siano episodi così isolati che non si ripetano, però sì, c'è un po' di timore. Penso proprio di sì, perché era abbastanza calmo prima, si stava bene, insomma. Pazienza, chissà che si avvicina pure il Natale, la gente ha bisogno di guadagnare e fanno i furti. Il comune intanto sta cercando di incrementare la videosorveglianza. Stiamo cercando di fare tutto il possibile perché i cittadini si sentano al sicuro. Fortunatamente abbiamo anche un'ottima collaborazione con le forze dell'ordine, le quali sono sempre pronte ad intervenire quando ci sono casi di questo genere. Nel Bellunese un maxi sequestro di cannabis, 30 kg lo hanno effettuato i carabinieri. Figurava come un'azienda di produzione di canapa legale e autorizzata. Peccato che le piante sequestrate dal comando feltrino dei carabinieri a un produttore di Pedavena lo scorso 1° ottobre presentassero una percentuale di principio attivo tale da farle rientrare a tutti gli effetti tra le sostanze stupefacenti. 30 kg di cannabis sativa e 2 kg di hashish. Il bilancio della perquisizione in azienda, così come a casa dell'imprenditore, sostanze illegalmente detenute in violazione della normativa vigente che ne consente la produzione per scopi squisitamente industriali o agroalimentari. Per l'uomo è stato disposto l'arresto domiciliare in attesa di ulteriori determinazioni da parte della Procura di Belluno. La droga sequestrata era destinata con ogni probabilità soprattutto al mercato locale, fa sapere il comandante della caserma feltrina, capitano Andrea Caminiti, che evidenzia la necessità del rispetto delle regole al fine di preservare tutela e sicurezza delle fasce più vulnerabili della popolazione. E poi di nuovo a Treviso non è spaccio, in questo caso non è droga, parliamo però di ricariche di liquidi, di ricariche di sigarette elettroniche con ben 7 kg. Ed è una disponibilità che era nello zaino di un 16enne che rivendeva e smerciava queste ricariche di liquidi per sigarette elettroniche ai suoi compagni di classe ed è finito ovviamente nei guai. È rimasto ovviamente sorpreso perché era totalmente inconsapevole di questa pratica illecita. Ma davvero è vietato? È stata la prima incredula reazione del ragazzo, appena 16enne, quando i finanzieri gli hanno trovato nello zaino, davanti all'ingresso della scuola, ben 72 confezioni di sigarette elettroniche usa e getta contenenti nicotina, appena arrivate dalla Cina e pronte per essere rivendute ai compagni di classe, molti dei quali minorenni. Oltre l'illegalità della vendita, bisogna sottolineare il fatto che questi prodotti non sono controllati, quindi non si sa che cosa contengono e questo può far male a chi li utilizza. Il giovane studente di un istituto superiore di Castelfranco Veneto stava per dare inizio a una piccola attività di commercio scolastico del tutto illegale. Il materiale sequestrato, oltre 7 kg di ricariche usa e getta, è risultato non dichiarato in dogana, in altre parole di contrabbando. I prodotti erano stati acquistati tramite un social network da un sito gestito da un'impresa cinese, ora sotto la lente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Abbiamo segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la piattaforma per il conseguente oscuramento, perché dal 1 gennaio 2025 è illegale vendere prodotti contenenti nicotina online. Per lo studente è scattato un verbale da capogiro, oltre 36.000 euro di sanzione amministrativa, per la quale, data la sua minore età, saranno chiamati a rispondere anche i genitori.
genitori. Noi abbiamo parlato con la mamma, che ovviamente era abbastanza stupita, si è molto arrabbiata anche con il figlio. Dopo il lungo controllo e la spiegazione dettagliata delle conseguenze, il ragazzo, visibilmente scosso, ha però ringraziato gli agenti. Era pentito, sì, era pentito. Un gesto che ha colpito anche le Fiamme Gialle. I controlli verranno intensificati. La pratica della vendita fra minori di sigarette elettroniche è diffusa. Purtroppo ci siamo resi conto che effettivamente non si tratta di un caso isolato. Noi ovviamente continueremo a fare controlli di questo tipo per prevenire la diffusione di queste pratiche illegali, soprattutto tra i minori. E poi le persone arrestate, le 2 condannate che erano diventate il terrore della comunità omosessuale a Padova, picchiavano almeno 10 raid violenti le coppie che si appartavano in zona industriale, usavano anche le mazze da baseball e c'è la condanna per 2 di loro. Avevano picchiato almeno 10 persone appartenenti alla comunità omosessuale in via Polonia nella zona industriale di Padova. 2 giovani marocchini di 23 e 19 anni, residenti a Fossò e Vigonovo, hanno patteggiato una condanna, il primo a 5 anni di carcere e oltre 5.000 euro di multa, il secondo a 4 anni di carcere e 2.600 euro di multa. La richiesta è stata accolta dal GUP di Padova che ha pronunciato la sentenza. I 2 capi della banda, con un romeno 19enne arrestato un mese fa di rientro dalla Spagna, avevano messo a segno ripetuti e brutali pestaggi ai danni di coppie che si erano appartate, tutto questo nell'estate del 2024. Della banda facevano parte anche 6 ragazzi minorenni. Un piano folle quello che avrebbero voluto mettere in atto, costato alle vittime gravi sofferenze. I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno ricostruito 10 aggressioni. Il primo brutale pestaggio avvenuto con una mazza da baseball era costato alla vittima 40 giorni di prognosi. Torniamo a Treviso. Ieri abbiamo raccontato l'inizio delle fiere di San Luca, le storiche fiere di San Luca. Fiere di San Luca non significa solo festa, significa anche controlli per la sicurezza. Un primo bilancio ce lo racconta in diretta Daniele Sizia con Tommaso Migotte e con il comandante della Polizia Locale di Treviso. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, questo è un weekend caldo, insomma sono iniziate le fiere di San Luca, iniziati ovviamente i controlli potenziati, controlli sia su strada sia all'interno ovviamente delle fiere di San Luca per evitare che ci siano insomma problemi di sicurezza o risse fra ragazzini come è stato in passato e controlli anche su strada perché insomma si cerca di evitare la guida in stato di ebbrezza. Molti gli uomini sulle strade, con me in compagnia il comandante della Polizia Locale Patrick Antonello. Comandante, questo sarà un weekend davvero importante di fuoco anche per voi come lavoro? Sì, di fatto lo sarà, è già cominciata ieri un'attività diciamo intensa da parte nostra e ieri la giornata è stata particolarmente intensa in vari momenti, in particolare quando poi ci siamo dovuti occupare nell'arco di un pomeriggio di 4 incidenti stradali e continuando poi l'attività con servizi di polizia stradale che abbiamo svolto la sera e durante la notte, arrivando a ritirare 3 patenti di guida per guida sotto l'effetto di bevande alcoliche. Ecco, fra l'altro 4 incidenti, dicevamo, 4 incidenti stradali in città, di cui uno con un monopattino forse probabilmente nemmeno regolare. Sì, effettivamente è così. Il monopattino in questo momento lo dobbiamo sottoporre a delle verifiche tecniche. Ci sono dei forti dubbi che potesse essere uno di quei monopattini diciamo potenziati, quindi non a norma. Tra l'altro in questa occasione l'incidente è avvenuto perché chi conduceva il monopattino l'ha fatto andando in contromano ad una velocità evidentemente superiore a quella consentita, andando poi a finire contro un'auto e tra l'altro senza portare il casco protettivo obbligatorio. Evidentemente questo porta dei gravi rischi. Ecco, un altro dato che fa pensare, diceva il comandante, alcune patenti ritirate, tra queste anche una patente di una ragazza neopatentata che era sotto l'effetto di sostanze alcoliche.
Sì, l'effetto di sostanze alcoliche a volte sono sostanze stupefacenti, purtroppo questi due fenomeni non sono scevri appunto da vedere popolazione molto giovane che si mette alla guida sotto l'effetto di queste sostanze. E la cosa evidentemente è un pericolo molto serio per tutti coloro che circolano per la strada. E anche per lei, perché le si toglie la patente, tra l'altro. Ovviamente sì, le patenti vengono ritirate in questo caso e per essere poi sospese è anche molto a lungo e ci sono delle sanzioni piuttosto pesanti e con delle conseguenze, in questo caso per un neopatentato che va a perdere totalmente il punteggio residuale sulla patente di guida, tanto da dover poi di fatto rifare la patente. Ecco, fra l'altro Nicola, lo dicevi tu, sono iniziate le fiere di San Luca, quindi ovviamente iniziati i controlli e soprattutto durante la sera quando arrivano anche in massa i ragazzini, proprio per evitare che ci siano insomma problemi di litigi, risse che poi peggiorino poi durante la serata, quindi controlli non solo della polizia locale ma interforze, c'è anche la polizia, importanti già da ieri ma anche questa sera. Le fiere di San Luca sono state inaugurate proprio ieri pomeriggio, sarà una bella festa per tutta la cittadinanza e questo evidentemente comporterà comunque un monitoraggio, una vigilanza da parte noi e appunto delle altre forze di polizia. Noi saremo in particolare dedicati a un controllo interno ma anche a un controllo esterno e anche nella viabilità che circonda la zona delle fiere di San Luca. Ecco l'appello, quello dei cittadini, insomma, che se dovessero vedere qualcosa che non va, di allertare immediatamente le forze dell'ordine per evitare poi che la situazione degeneri. Questo va benissimo come appello, saremo lì pronti e disponibili a intervenire nel più breve tempo possibile e quindi siamo a disposizione e i cittadini non abbiano timore a chiamare nel caso ci fosse bisogno. Grazie comandante, grazie Nicola, a te la linea. Grazie a Daniela Sizia, grazie al comandante, grazie con te a Tommaso Migot. A proposito di criminalità, Cornedo Vicentino, il questore che firma il foglio di via contro il vandalo che ha sparso immondizia per tutta la cittadina. 2 anni di allontanamento obbligatorio dal comune di Cornedo Vicentino per un pregiudicato 58enne residente a Montecchio Maggiore che si era reso protagonista di atti di vandalismo. Il questore di Vicenza ha emesso un foglio di via obbligatorio notificato all'uomo dai carabinieri della compagnia di Valdagno. Grazie all'indagine attraverso le immagini della videosorveglianza, gli agenti della polizia locale sono riusciti ad attribuire all'uomo la responsabilità del degrado in via Monte Pasubio, Roma e Garibaldi nella notte del 23 agosto, quando furono strappati sacchetti di rifiuti spargendone il contenuto lungo le strade. Il 58enne, con numerose segnalazioni precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio e la persona a suo carico, era stato già sottoposto ad un divieto di ritorno analogo anche nel comune di Valdagno. La soddisfazione del primo cittadino di Cornedo che aveva sollecitato il provvedimento amministrativo al prefetto di Vicenza. Crediamo fortemente che questo provvedimento sia un provvedimento risolutivo di quel problema e del problema anche di disagio che aveva scatenato la presenza di questo soggetto proprio in centro storico. Ringraziamo a questo proposito la Polizia Locale Valleagno che grazie alla videosorveglianza lo ha individuato e ringrazio veramente il questore e tutti gli operatori di polizia e di pubblica sicurezza che hanno operato affinché venga emesso in un brevissimo tempo questo provvedimento che certamente riconosciamo come risolutivo di quell'episodio. A proposito di sicurezza, andiamo a Bassano dove il commissariato di polizia avrà sicuramente una sede nuova all'ex caserma Montegrappa. Ha da alcuni mesi un organico rinforzato ma non ha ancora una guida stabile. In Viale Pecori Giraldi il via vai di persone e agenti è sempre molto alto. Il commissariato di polizia, l'unico di tutta la provincia al di fuori del capoluogo, è uno degli uffici più frequentati e punto di riferimento per cittadini e amministratori come presidio di sicurezza del territorio bassanese. Di recente sono entrati in servizio nuovi poliziotti inviati dalla Questura di Vicenza e sono stati annunciati finanziamenti ministeriali per lo spostamento della sede all'interno dell'ex caserma Montegrappa. È passato più di 1 anno e mezzo da quando il 1° febbraio 2024 è andato in pensione il vicequestore Elena Peruffo. Da allora il suo ruolo è stato svolto, ma con la dicitura di facente funzione, dal commissario Carlo Dalla Costa, giunto anch'egli in questi giorni al pensionamento. Nel giorno del suo congedo lecito dunque chiedere rassicurazioni in merito direttamente al questore.
Questo è un ufficio che avrà una sua continuità, il commissariato avrà logicamente presso un dirigente che sarà chiaramente all'altezza di dirigere questo importante ufficio, quindi insomma dobbiamo comunque essere sempre positivi e guardare al futuro con ottimismo. Questo ottimismo, vista anche la frequenza estiva dei reati predatori e il ripetersi di episodi di microcriminalità, dovrebbe essere lo stesso dei sindaci del comprensorio, peraltro grandi assenti alla cerimonia di saluto di Dalla Costa, a quanto risulta per non essere stati nemmeno invitati. Rischia così di venire meno il rapporto istituzionale personale di fiducia e collaborazione, mancando un punto di riferimento costante alle porte di casa. Formalmente c'è un problema relativo magari al grado eccetera, ma quello che conta è la sostanza, conta individuare sempre, avere sempre un dirigente come punto di riferimento, ma questo continuerà perché ci saranno chiaramente sempre anche i dirigenti che io di volta in volta ora in questa fase di transizione indicherò come dirigenti del commissariato. In attesa sto lavorando insieme con il Dipartimento per trovare logicamente in maniera definitiva il dirigente per Bassano. La transizione dura però da 20 mesi. Ad oggi il dirigente pro tempore è Lorenzo Ortensi, capo della squadra mobile. Adesso torniamo a parlare allora delle manifestazioni che hanno bloccato ieri il Veneto. L'ultima in ordine di tempo è stata quella che ha visto protagonisti decine di migliaia di persone in corteo a Padova ieri sera. Vediamo. Di fronte a una cosa del genere l'unità è fondamentale e questa piazza lo sta dimostrando. Un lungo corteo che sembrava non avere fine, una manifestazione come non se ne vedeva da tempo in città, con una partecipazione senza precedenti. Per i manifestanti 5.000 le persone che hanno preso parte al corteo per Gaza e il popolo palestinese a Padova dopo una lunga giornata di mobilitazione e sciopero. La questura parla invece di 30.000 presenze, restano comunque numeri altissimi che la città ricorderà. Da Piazza Garibaldi a Prato della Valle, bandiere della pace e della Palestina, una folla eterogenea, famiglie, bambini, lavoratori, sindacati per un unico grido: Palestina libera. In Prato della Valle la conclusione con gli interventi, ma la mobilitazione, hanno detto i manifestanti, non si fermerà. In mattinata c'era stato il corteo molto partecipato degli studenti e la tensione in corso Stati Uniti con gli antagonisti che hanno tentato il blocco dell'Interporto, ma sono stati respinti dalla polizia con idranti e lancio di fumogeni. Dopo la manifestazione un gruppo di anarchici ha tentato nuovamente di bloccare l'entrata dell'Interporto, ma sono stati fermati dalla Digos, che ha portato in questura i due promotori dell'iniziativa, che sono stati identificati, denunciati e hanno ricevuto una visorale del questore. Allora, questo è accaduto ieri sera a Padova, era il racconto anche delle tensioni dell'Interporto con i blocchi. Subito dopo la pubblicità ripartiremo ancora dalle immagini di ieri, ma a Vicenza, quindi dai manifestanti ai cittadini, ripartiremo da qui. Hanno manifestato per Gaza e in solidarietà alla flottiglia. Erano in 10.000 secondo le stime i vicentini che hanno partecipato al corteo. Per dire che c'è troppa disumanità nel mondo, voluto da certe persone, poche al mondo, molto potenti, e schiacciano i deboli, e noi non lo vogliamo. Diciamo basta. Due le manifestazioni che si sono riunite in un unico serpentone lungo le strade cittadine. La prima partita dalla Cittadella degli Studi, dove si sono radunati gli studenti, e dal parcheggio dello stadio si sono ritrovati sindacati, associazioni e centri sociali per la manifestazione di CGIL, USB e Cobas, confluendo poi insieme lungo Viale della Pace, passando davanti alla caserma Ederle, per poi dirigersi da Viale Serenissima verso il casello di Vicenza Est, che era stato chiuso al traffico dalle forze dell'ordine.
Siamo qua perché siamo contro il genocidio, vogliamo che lo Stato sionista di Israele finisca, perché quello che sta succedendo a Gaza da più di 2 anni è qualcosa che noi non possiamo accettare, che non possiamo vedere, quindi continuiamo a scendere in piazza e continuiamo a bloccare tutto. Qui hanno dipinto in strada con la vernice bianca la scritta Palestina libera, lo slogan che ha fatto da filo conduttore a tutta la manifestazione, proseguita poi in tangenziale sud, chiusa al traffico dalle forze dell'ordine, insieme giovani e adulti in un unico coro. Qui hanno preso parte anche esponenti dell'amministrazione. Non solo come privati cittadini ma anche come amministrazione, non ci siamo mai voltati dall'altra parte in questi mesi e oggi era un dovere essere qui. Manifestazione pacifica che è durata circa 6 ore. Nel primo pomeriggio anche la viabilità della zona est è tornata a scorrere. Le conseguenze dello sciopero generale nazionale proclamato da CGIL e USB ha causato forti disagi soprattutto per i trasporti. La protesta di 24 ore a supporto della flottiglia contro il governo, che secondo gli organizzatori non avrebbe fatto abbastanza contro Israele, ha causato cancellazione di voli e ritardi negli aeroporti, interruzioni diffuse nei collegamenti su ferro e lunghe code sulle tangenziali nelle ore di massimo afflusso del mattino, come a Vicenza lungo Viale della Pace fino al casello della A4. La rabbia degli automobilisti bloccati. Sono arrabbiata, incazzata. Cosa bisognava fare secondo lei? Ma cosa serve questo sciopero? Appunto, cosa serve questo sciopero? A fermare la guerra in Palestina? Non so, veda lei. Non sposterà di una virgola la Palestina, non serve a nulla. A loro sono quanto 60 anni che si fanno guerra, sicuramente la piazza di Vicenza gli farà veramente un cambio di opinione. Beh, guardi, qualcuno deve pur farsi sentire, quindi ben venga. Bloccare un po' tutto è un po' un problema per tutti, dovrebbero fare più contenute secondo me, perché è giusto protestare, però anche così bloccare tutto non è al massimo per la gente e chi lavora. No comment, guarda. Veramente. È mezz'ora che giro, voglio arrivare a casa. Non ne posso già più. Valeva la pena secondo lei? No. Perché c'è gente che lavora, deve andare a casa e gli scolari anche. Paralizzato l'Italia, sì, l'ha paralizzata a metà perché quelli che lavorano adesso sono impicciati qua. Cioè, o si organizzava una cosa tutti assieme fatta al 100%, stiamo tutti a casa. Sono arrabbiata. Ecco. Perché devo andare a prendere le mie figlie a lavoro, sono abbastanza arrabbiata. Possono manifestare però senza creare problemi a chi si deve muovere in macchina, tutto qua. Io sto tornando dal lavoro dalle 3 che sono in piedi e vado a casa adesso. Va bene protestare, però non creare disagio. Non possono avere tutte le regioni, per carità condiviso no, ma è un po' un problema a mezzogiorno, ecco. Non lo so, sono un po' combattuta perché non lo so se si riuscirà ad arrivare così in alto dove poi vengono prese le decisioni fondamentali. Assolutamente inutile. E la gente, lo vediamo, è costretta a scioperare non per propria volontà. Potrebbero evitare di creare questi disagi a chi si muove per lavoro. Come sempre ci rimette chi non c'entra nulla. Le due facce, insomma i due volti della manifestazione di ieri a Vicenza, manifestazione in tutto il nord-est, anche a Trieste dove è stato bloccato il porto. Sentiamo i manifestanti al corteo di Trieste. Riprenderci un minimo di umanità, non c'è altro da dire, cioè, la situazione è così critica che non possiamo più girarci dall'altra parte. Aspettiamo che il governo prenda delle posizioni più decise nei confronti del genocidio perpetrato nei confronti della popolazione inerme di Gaza. Prima di tutto dobbiamo tenere queste persone in mente, perché quando vediamo che le persone innocenti stanno morendo, tutto il resto diventa molto chiaro. Interrompere i rapporti con Israele, non fornire armi e fare il possibile in ogni Stato per fermare questa situazione, questo genocidio, questo orrore. Io mando un messaggio di speranza, di libertà, non ne possiamo più di questa situazione, quindi è importante che la gente si faccia sentire, lo dica ad alta voce perché siamo stanchi. Qua è in atto una strage dove appunto la flottiglia ha portato all'attenzione finalmente una cosa, si poteva fare anche qualcosa come singoli, i governi assenti, quindi perché non essere qua? Il nostro messaggio è semplice, lo stesso che abbiamo mandato ieri sera col presidio davanti a Cattinara, che è stato commovente perché c'era
c'era molta gente, molti operatori sanitari, fermiamo la strage, evitiamo di ammazzare gli operatori sanitari e come richiesta minima evitiamo di mandare le armi ad Israele, almeno questo. Questo è il mio nipote che è ucciso in Libano, nella guerra, l'ultima guerra in Libano, ha 2 anni. È una questione proprio di rispetto della vita umana, insomma, è la vita umana che è in gioco qui, non ci sono questioni di carattere politico o personale, insomma, si tratta di cose drammatiche che vanno assolutamente affrontate. Allora a Trieste, queste erano le voci. A Trieste, come si diceva, è stato bloccato il porto e una parte del presidio dei sindacati di base nel pomeriggio si è spostata al varco di Riva Traiana del porto di Trieste e a quel punto entrambi gli ingressi e lo scalo risultavano bloccati, con la conseguenza che non c'era alcuna via di uscita anche per i dipendenti di alcune ditte. È dovuta intervenire la questura per assicurare loro un passaggio sicuro all'esterno. La redazione di Tele4 ha sentito al telefono alcuni dei dipendenti che erano bloccati all'interno del porto. Sentite. Oltre al blocco del varco 4 con lo spostamento dei manifestanti in Riva Traiana al varco 1, sostanzialmente in questo momento il porto è bloccato e con esso, mi sembra di capire, i dipendenti che sono all'interno. Esatto, non si può entrare e non si può uscire. Per noi è un disastro non poter uscire perché ognuno di noi con la propria vita ha i propri impegni. Certo, lei mi diceva, quindi, per esempio, dobbiamo andare a prendere i bambini a scuola. Esatto, chi ha i bambini, chi ha magari una 104 a casa e tutta una serie di cose che saprà benissimo che non va bene, insomma è sequestro di persona questa casa mia. Vi siete riuniti assieme, stiate allertando la polizia, cosa avete deciso di fare? Adesso per il momento ho chiamato voi perché tante volte la mossa migliore è fare un po' di confusione e anche far sentire la propria voce, perché la libertà di manifestare è tale quale alla libertà mia di poter lavorare. Quindi voglio dire, e di poter andare a casa anche, per smettere di lavorare e andare a casa. Quindi adesso noi, io e le mie colleghe, siamo mani incrociate ad aspettare di sapere se possiamo uscire dal porto. Voi lavorate per? Noi siamo della MidSea, che è un'impresa portuale, all'interno dei magazzini Seaway, articolo 16. Questo a Trieste. Accadeva ovviamente lo sciopero anche a Udine. Sentiamo, come abbiamo sentito a Vicenza, i commenti della gente a Udine. Lo sciopero odierno è una grandissima buffonata, prima perché da come ha detto il garante per gli scioperi devono essere programmati 10 giorni prima dell'avvenuta. Questo è stato programmato così. È una questione politica, ormai tutti quanti ce l'hanno contro il governo Meloni e staremo a vedere. L'iniziativa odierna è molto buona, sì. Perché la considera molto buona? Perché è difesa dei diritti umani, per quello che succede a Gaza, insomma, è molto grave. I valori della Costituzione vanno sempre salvaguardati e quindi concordo con questa scelta. Ritengo, a mio parere, superato lo sciopero. In conclusione, ormai è una cosa anacronistica che non ha più senso. Le forme di protesta devono essere fatte in altro modo. È una grandissima vergogna perché questo sciopero qua non serve assolutamente a niente. Noi siamo la nazione che importiamo maggiori palestinesi di qualunque nazione per curarli qua. Se si può si deve dare una mano a qualunque, ma in questo modo qua non si fa niente. Questi qua sono gente che approfittano del venerdì di far festa oltre che il sabato o la domenica, punto e basta. Sono persone che stanno cercando di aiutare e quindi è giusto che si faccia un qualcosa del genere. Sono azioni importanti, devono essere fatte a livello generale, non credo che possa essere un singolo, per cui va bene così. Penso che manifestare sia un ottimo modo che abbiamo per manifestare la nostra opinione, la nostra idea e andare contro magari a uno Stato o comunque a delle decisioni che non ci rappresentano, e penso comunque che nel momento in cui si manifesta sia importante avere anche rispetto per tutto ciò che ci circonda, di conseguenza la violenza eccessiva non fa parte di un modo corretto di manifestare.
Ma forse in tutto il Veneto e anche il nord-est la manifestazione più partecipata è stata quella di Venezia, con l'incontro simbolico di mestrini e veneziani sul Ponte della Libertà occupato in 25.000. Oltre 25.000 persone hanno bloccato il Ponte della Libertà a sostegno del popolo palestinese. I due cortei, uno partito dalla stazione di Mestre verso le 9:30 con circa 20.000 manifestanti, l'altro da Campo Santa Margherita a Venezia, si sono uniti a metà del ponte, chiuso al traffico a partire dalle 10. Una giornata definita storica per la città. Credo che sia una giornata storica perché credo che nessuno, a prescindere dall'età, abbia mai visto niente di simile a vedere due cortei che partono dalla terraferma e dalla città d'acqua, incontrarsi sul ponte, riempirlo completamente. Chi ha le immagini dall'alto ci dice che è qualcosa di veramente incredibile. Lascia senza parole e credo che fosse il minimo che potevamo fare, il miglior contributo che potevamo dare per dimostrare la nostra totale opposizione a un genocidio, al genocidio in corso in Palestina e al sistema che lo sostiene. Partito da Mestre ha visto la partecipazione della CGIL e dei sindacati di base, del coordinamento degli studenti medi, dell'Unione degli universitari, i comitati no inceneritore. Una manifestazione pacifica che non vuole assolutamente danneggiare la città, ma vuole bloccarla per fare in modo che non si resti più indifferenti, in silenzio, e che anche le istituzioni del nostro territorio prendano una posizione chiara. Non è il momento di parlare di equidistanza, serve in questo momto garantire non tanto l'esistenza giusta dello Stato di Israele, ma serve garantire la sopravvivenza del popolo palestinese. In testa al corteo i centri sociali veneziani, da Rivolta al Morion, con lo striscione Blocchiamo tutto, insieme al leader storico Luca Casarini. Numeri mai visti qui, almeno a mia memoria, io non ricordo numeri così neanche nei momenti più grandi, e quindi questo a testimoniare come questo sia un movimento davvero forte, davvero che si è sollevato, è una sollevazione, e questa somiglia alla marcia del sale, cioè sono quelle cose storiche che attraversano la storia umana, la storia nostra, e lasciano dei segni. Questo lascerà il segno perché è una cosa enorme. Ponte della Libertà chiuso, inevitabili disagi al traffico con code in tangenziale nelle strade limitrofe fino al centro di Mestre. In tilt il trasporto pubblico locale che ha visto un'alta adesione allo sciopero. I due cortei si sono sciolti verso l'ora di pranzo. In quei momenti a Mestre il sindaco Luigi Brugnaro era alla messa per le vittime della strage del bus di Mestre. Abbiamo visto il servizio di Lorenzo Maier poco fa e sentiamo cosa ha detto Brugnaro sulla manifestazione, sullo sciopero. Giusto manifestare per la pace, ma inopportuno uno sciopero generale. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, all'uscita della chiesa del Sacro Cuore di Mestre, ha parlato anche della mobilitazione sociale per Gaza. Manifestare per la pace è sempre una cosa positiva e io voglio vedere le parti buone di chi va in piazza per dire basta a questo massacro. Su questo comprendo le ragioni. Dopodiché credo che uno sciopero generale, forse proclamare uno sciopero generale in queste condizioni mi sembra davvero inopportuno, perché lo sciopero è un bene prezioso per i lavoratori, per difendere i loro diritti, le loro rimostranze, eccetera. Fare uno sciopero generale su politica estera che francamente non ci tocca direttamente, questa è la verità, e poi per parteggiare per una parte, perché siamo tutti quanti d'accordo che quello che sta succedendo non è umano. Ma è la stessa cosa che è successa con lo sterminio degli israeliani prima, cioè questi sono decenni che si odiano e si massacrano reciprocamente. Qua il passaggio è: noi vogliamo vivere per partecipare poi alle trattative di pace, per dire la nostra posizione. La nostra deve essere quella che questi due popoli vanno tutti e due difesi, i popoli. I governanti è ben diverso. Hamas nessuno la cita, io non ho visto nessun cartello contro Hamas. Hamas che urlava con la bava alla bocca, che doveva mettere la bandiera palestinese, sono andati su
su un sito del comune per le loro dimostranze. Domando, è democrazia questa? Ha detto che abbiamo messo la bandiera israeliana dopo 2 minuti che era successa la strage. Ma io, se lui è d'accordo, mettiamole insieme le 2 bandiere, mettiamole tutte e due, facciamole insieme. Perché sempre creare un conflitto? Perché non possiamo essere giusti nelle cose? Perché dobbiamo parteggiare? Chiudiamo allora questa lunga pagina sul corteo e le manifestazioni di ieri e i tanti volti di queste manifestazioni. Andiamo a Padova, dove c'è una polemica che riguarda, e ce lo spiega bene Valentina Visentin insieme al suo ospite, le camere o stanze dell'amore in carcere. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno dal carcere Due Palazzi di Padova, dove da lunedì dovrebbe appunto partire la sperimentazione di queste stanze che sono state definite le stanze dell'amore, dove ai detenuti viene concessa intimità con le mogli, le compagne, una stanza che è stata creata vicino alla stanza colloqui, ma ovviamente interamente privata, con un letto e un bagno per consentire appunto questi incontri intimi con i propri affetti. Se da un lato le associazioni che operano all'interno del carcere sono favorevoli a questo nuovo esperimento che consentirà appunto maggiore intimità ai detenuti, la polizia penitenziaria ha sollevato delle perplessità sull'opportunità e sul modo in cui questo viene attuato. Qui con me c'è Giovanni Vona del SAPE Veneto che insomma queste nuove stanze vi impediscono dei controlli e quindi c'è la possibilità che vengano introdotte in carcere, come purtroppo è già successo in passato anche qui al carcere Due Palazzi di Padova, droga o qualche altro oggetto pericoloso. Sì, la preoccupazione nasce perché ci viene comunicato semplicemente che questo tipo di nuovo servizio non comporta nessuna conseguenza, nessuna organizzazione nuova al lavoro. E questo non può essere assolutamente vero, perché già garantire i colloqui visivi comunque è problematico nei controlli. Quindi a maggior ragione questi tipi di controlli di colloqui che si svolgono assolutamente in una maniera riservata. Ci saremmo aspettati quantomeno degli strumenti che sappiamo che ci sono, quindi anche da questo punto di vista abbiamo anche chiesto migliori strumenti nuovi che possono ovviamente garantire un controllo più accurato e quindi scongiurare al nascere la possibilità di introdurre oggetti. Vero che comunque non sono aperti a tutti questo tipo di colloqui, sono una sorta di colloquio premiale, no? Legati un po' al comportamento, legato a quello che è la risposta del detenuto all'attività trattamentale, ma già in passato per esperienza, non casi isolati ma casi abbastanza frequenti, dove i detenuti modello comunque poi si rivelano essere spacciatori di grosso calibro. Ecco, voi come polizia penitenziaria già chiedete maggiore organico e garantire dei controlli che devono essere in questo caso preventivi, vi risulta più difficile? Ma certamente, ecco per esempio oggi abbiamo attività molto importanti, c'è iniziato il torneo di calcio con la famosa squadra pallapiede del Due Palazzi, con un ingresso di una squadra esterna, quindi di 18-20 persone, che si svolgerà in un'area all'interno dell'istituto ma all'aperto. Ci sarà anche del pubblico con un livello di controllo non adeguato. Questo tipo di servizio si aggiungerà a una situazione assolutamente precaria. Io so benissimo che questo è un argomento molto scomodo e che non tanti, che chi comunque comanda, chi gestisce indirettamente le risorse umane si affretta a smentire, ma effettivamente la sicurezza all'interno delle Due Palazzi è colabrodo, cioè abbiamo le maglie della rete della sicurezza larghissime, dovuta a una carenza di organico che come la risolvono, smentendo che i numeri sono precari. E non è così invece. E non è assolutamente così, quello che diciamo lo possiamo confermare. Su questo argomento chiediamo un specifico incontro che puntualmente disattendono, omettono dicendo che non è così. Ma, è un po' ridicolo, veramente una situazione da commedia all'italiana.
Grazie a Giovanni Vona, qui comunque dal Due Palazzi, a meno di imprevisti o nuove comunicazioni, la sperimentazione di questa stanza dell'amore dovrebbe partire proprio lunedì. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina, andiamo velocemente con l'ultimo break pubblicitario. Allora facciamo... Di nuovo in diretta gli ultimissimi minuti di Focus TG per raccontare di Bassano che dopo la rinnovata Fiera Franca di giovedì scorso e il concorso del Bue Grasso, oggi e domani vede il centro animarsi con la Fiera d'autunno, la sta seguendo Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa, Piazzotto Montevecchio, sono col sindaco Nicola Finco, alle nostre spalle il gruppo Le Arti per Via che sta cantando delle canzoni tradizionali. Inizia così ufficialmente tra poco la spillatura tradizionale per dare il via, sindaco, alla fiera d'autunno. Sì, è una fiera d'autunno, una lunga tradizione per Bassano del Grappa, vediamo già da stamattina un'ottima affluenza, quindi vuol dire che la fiera piace, è un ottimo luogo di aggregazione, ma per noi anche la cerimonia di gemellaggi con le città di Moulaker, di Waron, gemellaggi che durano da più di 40 anni e di anno in anno andiamo a rinsaldare i rapporti di amicizia e di fratellanza, ma anche di collaborazione sotto molteplici aspetti. È una città che ha parzialmente cambiato volto nelle piazze, nel senso che non ci sono le tradizionali bancarelle del mercato del sabato, ma ci sono espositori da tutta Italia. Sì, nel nome della fiera sappiamo benissimo che si trova un po' di tutto. Una fiera che negli anni ha visto anche grandi trasformazioni, però è un format che piace sempre. Oltretutto il tempo si mette dalla nostra, quindi speriamo siano 2 giorni veramente belli per la città di Bassano del Grappa. C'è già tantissima gente, la difficoltà a trovare parcheggio che abbiamo avuto noi stessi ne è una testimonianza. Poco fa, sindaco, in Parco Ragazzi del 99, un altro momento sentito della città, cioè il ricordo di Gianni Posocco. Sì, assieme alle città gemelle e alla famiglia abbiamo deciso di mettere un segno a ricordo di Gianni Posocco e grazie anche alla collaborazione con il Rotary Club Castelli abbiamo messo a dimora un tiglio proprio per ricordare Gianni Posocco, che oltre ad essere stato un dirigente comunale è stato anima di gemellaggi, anima culturale della nostra città, ricco di idee e proposte che ha permesso, grazie anche alle Arti per Via, di far conoscere Bassano nel mondo. Si va avanti fino a stasera a mezzanotte, domani per tutta la giornata fino alle 21, insomma un invito a chi non è bassanese a venire. Venite a Bassano, sicuramente troverete qualche difficoltà magari a livello viabilistico, però Bassano è una città che merita, sta crescendo di numeri, è una città sempre più attrattiva e quindi possiamo dire che siamo la vera e propria capitale della Pedemontana Veneta. Grazie al sindaco Nicola Finco, Renzo Rigone alla parte tecnica, a voi. Grazie allora anche a Mirko Cavallin, allora ha detto tutto il sindaco, l'appello l'ha fatto lui, grazie per averci seguito, arrivederci.